Esatto, sì. Devo tornare a fare il tampone uretrale. Sì, ricordo, nel caso qualcuno dovesse interessare, tu hai praticamente incluso un smuandate e una presa dell'organo riproduttivo in mano, no? Dopo, per carità, dipende che te capita. Però il tutto per 9 euro, insomma, mi pare anche onesto. Anche Freud, infatti, nei suoi testi sosteneva sempre: se te trovi per 9 euro, va che le puito. Grazie, buona giornata. No, porco cane, calori, no, arrivederci, no, dico apposta. Buona giornata, no, arrivederci. Perché arrivederci? Perché ho tornato, porca miseria. Però ragazzo, devo precisare che c'è stato il supplemento, l'aumento, siamo a 11 euro e qualcosa, probabilmente ha visto che iniziavo a ciappare gusto e ora gli dita. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Che figata, pensa ragazzo che queste erano delle fornaci, sono chiamate nelle mappe su Google Maps fornaci Bembo. Non vedo i forni, però insomma adesso andiamo un attimo a esplorare, a vedere. Ma che figata! Questa deve essere, sembra un qualcosa per gli uccelli, no. Ah no, questo forse questo forse era uno di quei forni Italia. Sì, non riesco a capire, beata ignoranza, se stai bene di mente, di corpo e di panza, segnatelo giù. La natura quando si riprende le sue cose, guarda cosa succede. E guarda come questo sole mi fa tipo l'effetto Barbara D'Urso, guarda che roba, mi pare di avere 15 anni, anche a 12. Ovviamente l'edificio è molto vecchio e soprattutto molto abbandonato, quindi non solo non do il cattivo esempio di salire in certi tipi di scale, ma neanche ci salgo a telecamere spente, cioè fidati, io proprio là non ci sono proprio salito, perché se cadi hai un volo di 5 metri di altezza, per carità cadi nell'erba, magari senz'altro ti fai male, però voglio dire, probabilmente non ti ammazzi, però poi ti tireresti giù tutta la mura, no? E quindi insomma non so quanto resta dopo. Guarda cos'è sta roba, queste robe tipo delle gabbie, vedi? Non capisco, o forse contenevano del fieno, non so se sono dei grossi pollai, cose del genere. Questi rumori sono i piccioni.
Occhio che ho finalmente trovato questi forni. Attento ragazzo, adesso pian piano perché è pieno di rovi, entriamo e ti faccio vedere. Come ti avevo raccontato prima, il pavimento potrebbe essere leggermente pericolante, quindi evitiamo di far cacchiate. Muovami. Oh, guarda, si poteva uscire anche di qua. Oh, questa è l'entrata che collega al mio albero di cacchi. Bene, figata, sono contento. Da tanto volevo visitare anche le fornaci e alla fine l'ho fatto. Il discorso l'altra volta, posso capire zone rosse, lockdown, tutto quello che vuoi, ma se proprio tutta sta voglia di viaggiare, no? Che viaggiare è esplorazione, viaggiare è ampliamento delle proprie conoscenze, no? È quello, perché se no viaggi, che senso ha? Per cosa? Per far girare il motore, per buttare via gasolio, no? Ok? E quindi prova a ampliare, no? le tue conoscenze, prova a stuzzicare, no? La tua mente con tutti gli stimoli che hai tra virgolette attorno a casa. Magari nel giro di, non so, fai un giro in bicicletta di 10-20 km, ne troverai di campi, zone wild, case abbandonate, ruscelli, hai capito? Calling to say I